Quando a casa mia iniziano a vedersi mascherine e stelle filanti, vuol dire che sta per arrivare il carnevale. E allora è il momento di sfornare dolcetti allegri e colorati. Oggi vediamo insieme come preparare le chiacchiere. Per prepararle io utilizzerò una planetaria, ma se avete abbastanza olio di gomito potrete procedere anche a mano. Inizio a mettere nella ciotola tutti gli ingredienti secchi. Nella ciotola ho messo farina, zucchero a velo, vanillina, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un'arancia e di un limone. Io preferisco utilizzare entrambi gli agrumi perché mi piacciono molto aromatiche, ma se voi volete potete utilizzarne anche uno solo. Quando utilizzate gli agrumi e dovete prelevare la scorza, assicuratevi che siano biologici. Da parte vado a montare a neve un albume. Passo agli ingredienti liquidi: uova, olio di semi e liquore aromatico. Come liquore aromatico io utilizzo lo Strega, che è quello tipico della mia città, ma voi potrete utilizzare quello che preferite. Ricordate che per le chiacchiere tradizionalmente si utilizza la grappa. Ci siamo, possiamo iniziare a lavorare. Monto il gancio alla planetaria e andiamo! Quando l'impasto è abbastanza lavorato posso aggiungere anche l'albume. E non appena l'albume è stato assorbito posso fermare la lavorazione. Passo l'impasto sulla spianatoia leggermente infarinata, conferisco una forma sferica, poi la avvolgo nella pellicola trasparente e lascio riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente. Trascorso il tempo di riposo, vado a stendere la pasta. Uno dei segreti per avere le chiacchiere sottili e fragranti come quelle di pasticceria è stendere le sfoglie sottilissime. Se avete qualche difficoltà potete aiutarvi con una macchina sfogliatrice. Io la utilizzo e mi trovo comodissima. Ne stendo un pezzo alla volta. La rimanente la lascio nella pellicola per non farla asciugare troppo. Aiutatevi sempre con un po' di farina perché l'impasto è morbido e potrebbe risultare leggermente appiccicoso. Iniziate con lo spessore più largo e pian piano lo renderete più sottile. Spolverizzate ancora con la farina e fate delle pieghe. Realizzate più pieghe per rendere le vostre chiacchiere più sfogliate.
Una volta tirate le sfoglie, possiamo andare a ritagliare le chiacchiere. Potrete dargli la forma che preferite. Solitamente sono dei rettangoli con 1 o 2 tagli al centro. A questo punto possiamo passare alla cottura delle chiacchiere, che è un altro dei passaggi fondamentali per la perfetta riuscita del vostro dolce. Mettete abbondante olio di semi in una padella dai bordi alti. Fatelo riscaldare portandolo ad una temperatura di 170 gradi circa. Potrete verificare la temperatura corretta con un termometro da cucina o, se non lo avete, semplicemente prendete un ritaglio di pasta e immergetelo nell'olio quando ritenete che sia al punto giusto. Se il pezzetto di pasta affonda direttamente sul fondo della pentola e impiega tanto tempo per risalire, allora vuol dire che l'olio è ancora freddo, quindi aspettate che si riscaldi. Se invece sale velocemente a galla e si colora rapidamente, vuol dire che è troppo caldo. Allontanate la pentola dal fuoco e lasciate abbassare un po' la temperatura. Le chiacchiere si devono dorare delicatamente, solo in questo modo potranno formare quelle classiche bolle che sono deliziose. Un'altra cosa alla quale dovete fare attenzione è anche il colore delle vostre chiacchiere. Se diventano di un colorito troppo scuro, vuol dire che l'olio ha superato il punto di fumo e quindi è arrivato il momento di cambiarlo. Andiamo a vedere com'è il nostro olio. Ecco, il pezzetto di pasta risale subito a galla, vuol dire che l'olio è buono. Durante la cottura delle chiacchiere ricordatevi però di girarle spesso per farle dorare uniformemente. L'olio è pronto, possiamo cuocere le chiacchiere. Friggetene 2 o 3 alla volta, non di più, altrimenti la temperatura dell'olio si abbassa velocemente. Quando l'olio è pronto, le chiacchiere possono impiegare veramente pochissimi secondi per essere pronte. Anche se vi sembrano ancora un po' morbide, prelevatele dall'olio, si induriranno raffreddandosi. Cenci, frappe, chiacchiere, lattughe, chiamatele come volete. L'importante è che non mancheranno neanche sulla vostra tavola. Buon carnevale a tutti!